consigliere regionale Fabiano Barbisan espulso dal partito dopo le dichiarazioni shock su donne e migranti nella puntata di Focus di martedì sera. La tragica fine di Manuel Favaro, morto ieri nel Bellunese per l'impatto con un cervo mentre guidava il suo camion, sotto sequestro i mezzi, indagini in corso, il dolore dei familiari. Violenta aggressione all'imbarcadero dell'Accademia, vittima un controllore preso a morsi da un passeggero del Vaporetto. È la terza aggressione in 4 giorni, i commercianti chiedono l'esercito. Da questa sera fino a mezzanotte di domani uno sciopero dei lavoratori dei trasporti metterà a rischio tutti i servizi. A Venezia si preannuncia una giornata con gravi disagi. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800.000 euro ad una donna campana che per 20 anni ha messo a segno truffe di ogni tipo come agente immobiliare. Ricerca della CISL sulle abitazioni della provincia. La popolazione sta invecchiando, tra poco mancheranno lavoratori e senza case a prezzi accessibili si rischia uno stop dell'economia del territorio. Domani sera alle 18 in diretta dalla Basilica della Salute di Venezia la Santa Messa presieduta dal Patriarca per l'arrivo in laguna delle spoglie di Papa Pio X. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la politica con il terremoto all'interno della Lega. Il consigliere regionale Fabiano Barbisan è stato espulso dal partito. Fatali la bufera dopo le dichiarazioni shock su donne e migranti nella puntata di Focus di martedì sera. I ragazzotti si dice neri, no, bisogna dire dei colori. Ma sono adesso, fisicamente forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto. Dicono. Dai. Queste affermazioni meritano solo il totale disprezzo. Ma dove siamo finiti? Si fanno campagne per tutelare le donne, contro la violenza delle donne, contro la violenza di genere, e te vai a dire in prima serata in TV una cosa del genere, ma non è degna neanche di essere una battuta da bar dei primi del Novecento. Dal salotto di Focus alla cacciata dalla Lega. E poco importa che nel frattempo il diretto interessato si sia scusato. Il destino politico di Fabiano Barbisan cambia nel giro di poche ore, ma sono ore dense di durissime polemiche e di attacchi. Tanto da spingere il segretario veneto del Carroccio, Alberto Stefani, a decidere l'espulsione di un leghista di lungo corso come il 69enne consigliere regionale. A Palazzo Ferrofini dal 2015, rieletto nel 2020 con la lista Zaia e poi inserito nel gruppo misto, ma soltanto per ragioni politiche di allargamento della maggioranza. Un fedelissimo del governatore, lui che era stato consigliere ministeriale per la zootecnia proprio mentre Zaia era a capo del Dicastero dell'Agricoltura. Accade tutto a Focus, martedì sera, tema cardine, terrorismo e immigrazione, e nel dibattito sui migranti Barbisan se ne esce così. I ragazzotti si dice neri, no, bisogna dire dei colori. Ma sono adesso, fisicamente forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto. Dicono. Dai. Tradotto in termini meno espliciti, le donne sono favorevoli all'integrazione perché attratte sessualmente dagli uomini di colore. Imbarazzo e gelo in studio, reazione immediata del direttore Luigi Bacialli. Barbisan, cioè noi possiamo dire di tutto qui, ma non facciamo riferimenti così pesanti. No, voglio dire, dai, io mi dissocio da quanto è stato. Al di là della fare riferimenti, diciamo, ai genitali, insomma, sì. lasciamo stare, dai. L'antipasto era arrivato qualche minuto prima, mentre si parlava delle popolazioni dell'Africa ridotte alla fame. Fino a ieri l'Occidente è sempre andato a depredare le ricchezze lasciando il popolo alla fame. Che abbiamo... Dai. Abbastanza per scatenare la reazione con le sue parole che rimbalzano anche a livello nazionale. Donne e migranti, tra la prima e la seconda dichiarazione un 1-2 memorabile che ci riporta al tempo dei cavernicoli, l'attacco degli esponenti del PD a Palazzo Ferrofini. Quella è una vera e propria azione di violenza verbale nei confronti delle donne, anche un'azione denigratoria nei confronti delle donne. Per il coordinamento donne della CGIL del Veneto, parole indegne da parte di un rappresentante istituzionale che evidentemente coltiva idee incompatibili con i valori democratici e costituzionali. Travolto dalla tempesta, Barbisan cerca di uscirne con una nota. Mi scuso per quanto accaduto, scrive. Quelle mie parole non rappresentano né i miei valori, né soprattutto il pensiero del movimento e del gruppo al quale appartengo. Sull'onda emotiva della diretta televisiva, purtroppo, mi sono fatto colpevolmente trascinare dagli argomenti della discussione. Ma non serve. La sentenza di Alberto Stefani arriva poco dopo. Affermazioni indegne e vergognose, scrive, da punire con massima severità. Le scuse non bastano, nemmeno al partito.
Via dalla Liga Veneta, e non manca chi ora lo vorrebbe anche fuori dal palazzo. E non è una questione di essere politicamente corretti, è una questione di rispetto, è una questione di cultura politica. Non si può stare nelle istituzioni e dire cose di questo genere. E a proposito di migranti, la nave della ONG Mediterranea del veneziano Beppe Caccia, dopo aver soccorso e salvato 69 migranti, è stata fermata dalle autorità competenti e multata per 10.000 euro. La nave Mare Ionio della ONG italiana Mediterranea da pochi giorni è tornata in missione nel mare Mediterraneo centrale e ha subito soccorso e portato in salvo nel porto di Trapani 69 persone, tra cui un'intera famiglia con 3 figli di 7 e 5 anni e di soli 2 mesi di vita. A capo della missione c'è, come coordinatore, il veneziano Beppe Caccia. Subito dopo lo sbarco dei migranti, però, al comandante armatore della nave è stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo della nave e una sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino ad un massimo di 10.000 euro per aver violato il cosiddetto decreto Piantedosi 2. Ecco la testimonianza sui soccorsi di Danny Castiglione, originario di Mogliano Veneto, e tra i soccorritori che hanno salvato le 69 persone in difficoltà. Nella giornata di sabato pomeriggio abbiamo effettuato un primo soccorso di una piccola imbarcazione in ferro che aveva a bordo 47 naufraghi, che sono stati poi sbarcati nella notte tra sabato e domenica nell'isola di Lampedusa. Lunedì mattina siamo risalpati per il proseguo della 14ª missione e nella serata di lunedì sera abbiamo soccorso un gommone in distress con i tubolari rotti e una persona che era già caduta in acqua, e con a bordo circa 69 persone. C'era anche un piccolissimo bambino di 2 mesi e altri minori non accompagnati. Gli attivisti contestano integralmente le sanzioni comminate dalla Guardia Costiera e dalle autorità competenti. C'è arrivato un atto di notifica di fermo amministrativo per la Mare Ionio di 20 giorni e una pena pecuniaria di 10.000 euro. Ma i motivi di questa sanzione sono proprio surreali. I motivi che ci vengono contestati sono che non abbiamo contattato il centro di coordinamento della cosiddetta Guardia Costiera libica e non abbiamo chiesto un porto sicuro in Libia. Ma non siamo noi che denunciamo il fatto che la Libia non è un porto sicuro e non è un posto sicuro, ma sono le Nazioni Unite e anche un tribunale italiano. Continuano le indagini sulla tragica fine di Manuel Favaro, morto ieri nel Bellunese per l'impatto mentre guidava il camion con un cervo. Il dolore dei familiari. È una morte che non esiste, sembra un film, non è una morte tollerabile, diciamo così, ecco. Una cosa tremenda, non si può dire altro. È talmente assurda da apparire irreale la dinamica che ha portato alla morte di Manuel Favaro, il camionista di Scandolara, residente a Salzano, morto con ogni probabilità dopo essere stato trafitto dalle corna di un cervo piombato nell'abitacolo del tir che stava guidando sulla strada provinciale tra Borgo Valbelluna e Querovas. Mentre è stata disposta l'ispezione cadaverica sul 35enne, i carabinieri di Feltre, guidati dal capitano Luca Innelli, si stanno occupando dell'istruttoria. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato, tanto la concatenazione di eventi è stata tragica. La testa e la parte anteriore del cervo sono piombati addosso all'autista dopo che l'animale aveva urtato contro una Golf che stava procedendo sul lato opposto. L'ungulato di fatto è volato all'altezza dell'abitacolo. Sia l'auto che il tir sono ora sotto sequestro. La zia Luciana, come tutti i familiari del 35enne, non si dà pace. Manu era un grande, aveva la passione del ballo, aveva la passione della piscina, della bici, era un grande, era un bravo papà e è un bravo ragazzo, insomma, in tutti i sensi. Non perché adesso non c'è più, ma noi, insomma, bravo ragazzo, ecco. Luciana abita a pochi passi dall'abitazione dei genitori di Manuel, rimasta vuota per buona parte della giornata, con la mamma Donatella e la sorella Moira che hanno affidato dei pensieri d'amore sui social. Il ricordo più bello quando sei diventato papà, scrive Moira. A ricordare la gioia ci sono ancora i fiocchi rosa del battesimo festeggiato da tutta la famiglia poco tempo fa. Effettivamente io sono molto scosso, io e mia moglie, perché io è da poco che abito qua, 2 anni, ma è veramente una persona unica. Il sorriso di Manuel non è giusto, non bisogna andare via così, nessuno deve morire, ma Manuel no però.
Violenta aggressione a Venezia è la terza nell'arco di soli 4 giorni. I commercianti parlano di un vero e proprio allarme sociale e invocano la presenza dell'esercito. Ennesima aggressione a Venezia, la terza in pochi giorni. È accaduto ieri sera intorno alle 18 qui ai piedi del ponte dell'Accademia, agli imbarcaderi. Nel mirino di uno sbandato 2 controllori della CTV. Presente all'aggressione il consigliere regionale Jonathan Montanariello, mostra le foto del violentissimo morso al braccio subito da uno dei verificatori CTV e del sangue da lui perso all'imbarcadero A per il Lido. E a un certo punto, grazie all'aiuto dei controllori che sono riusciti a far ripartire il vaporetto, quindi mettere anche in salvo gli utenti sul vaporetto che si sarebbero trovati imprigionati da questo pazzo che poteva aggredirli, è nata questa colluttazione con 4 verificatori, di cui c'erano anche 2 donne che hanno subito una colluttazione fisica, e quindi alla fine uno si è preso un morso e dopo nella colluttazione è cominciato a esserci sangue dappertutto. A parlare di emergenza e allarme sociale i commercianti della zona, a cominciare dall'edicolante presente ai piedi del ponte dell'Accademia, luogo dell'ultima violenta aggressione. So per certo che qui si radunano ogni mattina borseggiatori. Le forze dell'ordine lo sanno, non so che controlli facciano. È un disastro perché poi vengono da me i turisti che, gestendo l'edicola, mi chiedono: ha trovato un portafoglio, le hanno consegnato un portafoglio. Ma la sera diventa un po' complessa, tipo anche una ragazza da sola a camminare, è successo a mia moglie, si è un po' spaventata, perché comunque c'erano tipo 2 o 3 ragazzi che facevano come a rincorrerla. Però non le hanno messo le mani addosso, però lei è arrivata a casa e aveva un po' di paura. Stessa cosa la vicina qui, anche lei è tornata a casa una sera verso le 10 ed era preoccupata. Chiedono maggiore presenza di uomini delle forze dell'ordine, specie ora con l'avanzare dell'imbrunire. Ci vorrebbe magari un po', non so, qualcuno dell'esercito che giri nelle zone quelle più a rischio. Ci vorrebbe un presidio perché qualche anno fa c'era stato un periodo in cui appunto si erano verificati vari episodi di spaccio e con il presidio avevamo un po' risolto queste problematiche. Ancora cronaca, truffatore 67enne Campana per 20 anni ha messo a segno truffe di ogni genere, prima come agente immobiliare, quindi intermediario finanziario e anche medico. La Guardia di Finanza di Venezia, con l'attività di indagine coordinata dalla Procura, le ha sequestrato beni e proprietà per 800.000 euro. Nei guai, assieme alla donna, anche altre 4 persone residenti in Calabria, intestatarie di immobili sempre riconducibili alla truffatrice. Ritenuta socialmente pericolosa, la 67enne era dedita alle truffe dai primi anni 2000 e nel tempo non avrebbe mai dichiarato né percepito redditi. Tutte le sue disponibilità erano frutto di reati perpetrati per la maggior parte in Veneto, tra le province di Venezia e Verona. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Venezia. Trasporti scatta alla mezzanotte lo sciopero di 24 ore che metterà a rischio i servizi a Venezia. Sarà un'altra giornata con possibili pesanti disagi all'insegna delle difficoltà, quella di domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle sigle SGB, CUB e ADL in tutti i settori pubblico e privato. Lo sciopero inizierà da questa sera a mezzanotte fino alla stessa ora di domani. A rischio sono tutti i servizi, dalla scuola alla sanità, dall'igiene urbano ai trasporti, ed è proprio il settore del trasporto pubblico locale quello maggiormente attenzionato a Venezia in Laguna, con rischio paralisi per i collegamenti acquei lagunari, autobus CTV e tram. Sciopero contro la guerra, il caro vita, il precariato. All'ordine del giorno aumenti veri per contratti e salari, adeguamento automatico all'inflazione, salario minimo a 12 euro, reddito di cittadinanza, diciamo no al precariato, quindi basta precariato, siamo contro la guerra, le politiche di guerra e per il blocco delle spese militari e all'invio di armi. Ecco le principali richieste avanzate dai lavoratori.
Chiediamo investimenti per la sanità, scuola e servizi pubblici che siano per tutti, lavoro e salario per tutti, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e un punto esclamativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Siamo freschi a mestri di una tragedia, di un autobus che è volato giù da un cavalcavia, chiediamo sicurezza, investimenti e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. La CISL ha convegno sulla situazione degli alloggi a Venezia e provincia. Gli abitanti della provincia di Venezia sono circa 850.000 e il numero è stabile negli anni, ma se nel 1982 quelli con più di 65 anni erano l'11%, quindi 1 su 10, tra poco, nel 2030, saranno addirittura il 30%, ovvero quasi 1 su 3. Ciò significa che mancheranno 165.000 lavoratori e l'economia veneziana rischia un brusco stop. Da questi dati parte la ricerca della CISL sulla situazione case nel veneziano, abitazioni a prezzi sempre più alti che rischiano di bloccare quei lavoratori che sarebbero disponibili ad arrivare da fuori città o fuori regione. Qualche categoria, infermieri e insegnanti, sono gli esempi della CISL. L'obiettivo di questa ricerca è quella di garantire che la città metropolitana di Venezia offra una crescita equilibrata su tanti temi come lavoro, demografia, la migrazione dei cittadini all'interno del nostro territorio. Qualche conseguenza: molte aziende che non riescono a reperire personale potrebbero decidere di investire in altre aree. I servizi sarebbero sempre meno efficaci per carenza di organici e l'intera economia territoriale tornerebbe indietro, diminuendo le entrate per i comuni per sostenere il sociale e i servizi. La casa diventa un elemento abilitante perché? Perché molti altri paesi del nostro continente operano nella ricerca di professionalità nei vari territori, offrendo non solo un lavoro ma anche una soluzione abitativa e una soluzione per i trasporti. Noi rischiamo di rimanere indietro, di continuare a vedere il nostro territorio invecchiare e, ahimè, vedere le aziende che chiudono per mancanza di personale. Le proposte della CISL sono molte, le più immediate: alloggi accessibili per fragili e studenti, recuperare i vecchi capannoni industriali e poi utilizzare l'uso foresteria. L'azienda che ha bisogno di lavoratori riceve agevolazioni, affitta alloggi facendo da garante e poi li dà a canone ribassato ai lavoratori che vengono da fuori. Infine incentivi e agevolazioni fiscali per bloccare la fuga dal centro storico di Venezia. Peregrinazio di San Pio X domani sera alle 18 in diretta su Antenna 3, la messa dalla Basilica della Salute. La peregrinazio delle spoglie di Papa Pio X, antico patriarca di Venezia Giuseppe Melchiorre Sarto, vivrà domani uno dei momenti liturgici culminanti della sua presenza a Venezia. Domani sera alle ore 18 Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Basilica di Santa Maria della Salute la Santa Messa solenne presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, alla presenza delle autorità cittadine, associazioni, confraternite e di tutti i fedeli della diocesi. Per questa ragione anche la nostra programmazione serale avrà eccezionalmente solo per domani alcune modifiche. Al termine della celebrazione andrà in onda il telegiornale di Treviso, come sempre alle 19:30, seguito dalle edizioni di Veneto e Venezia. Questa mattina intanto il patriarca Francesco ha presieduto l'Eucaristia concelebrata da Monsignor Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, insieme al presbiterio diocesano e alla comunità diaconale. Lui che in questa basilica più volte ha invocato la Madonna della Salute, aiuti anche la Chiesa universale, aiuti il nostro periodo storico. Fra poco pregheremo con la preghiera di Papa Francesco sulla pace. Domani sera alle 21 ci sarà la preghiera di compieta con le associazioni e i movimenti laicali. Successivamente le sacre spoglie di Papa Pio X partiranno alla volta di Marghera, alla parrocchia dedicata proprio a San Pio X, dove resteranno sabato e domenica. Arrivò a offrire anche la vita per evitare la guerra, la prima guerra mondiale, la prova di tante altre guerre. Preghiamo San Pio X che ci aiuti anche a essere capaci di pregare con cuore puro per ottenere il dono grande della pace.
Prima acqua alta di stagione oggi a Venezia, con le barriere del Mose che si sono alzati, e per le prossime ore è previsto vento forte e pioggia battente, allerta gialla in Veneto, ma sentiamo le previsioni del tempo con il nostro meteo. È tutto, grazie per averci seguito, una buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Ben trovati al meteo. La perturbazione atlantica piomba sul nostro territorio, c'è il rischio di piogge intense e fenomeni insistenti. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 ottobre. Sul Veneto condizioni di maltempo con temporali diffusi, anche di forte intensità localmente, specie sui settori montani e pedemontani. Sarà dunque una giornata caratterizzata da forti venti meridionali, soprattutto di scirocco. Ne conseguirà un lieve aumento delle temperature. Minime infatti comprese tra 13 e 16 gradi, massime tra 17 e 22 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La situazione non cambia, avremo piogge intermittenti e abbondanti, anche temporalesche, probabili mareggiate e acqua alta. Temperatura minima intorno ai 14-19 gradi, massima invece sui 18-22 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove risulterà molto nuvoloso il cielo con precipitazioni diffuse a tratti persistenti. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.